Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro quotidiano appuntamento delle 12, ormai lo sapete, dal lunedì al venerdì in vostra compagnia, per portare avanti quella che è l'identità, la qualità e la provenienza della Sicilia, e lo facciamo sempre con grande passione, lo facciamo sempre con grande emozione, lo facciamo sempre con quello che è l'intendimento per portare avanti e cercare di lanciare questo messaggio positivo legato a noi, alle nostre famiglie, alle nostre aziende. Non molliamo, non molliamo. Lo dico a tutti voi, lo diciamo perché il periodo è sicuramente un periodo molto forte, particolare, ma noi vogliamo dire partiamo da noi, partiamo proprio da quello che abbiamo vicino, sosteniamo le nostre aziende, il nostro territorio, i nostri prodotti. Permettetemi proprio per questo, perché c'è chi crede in questo e chi cresce insieme a noi. Permettetemi di ringraziare ognuno di voi. Grazie, 258.744 volte grazie. Grazie sempre e grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente per portare la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. I fondatori di Io Compro Siciliano continuano a portare avanti questo grandissimo piano che ormai è diventato un vero e proprio piano industriale. Nasce come un fenomeno social, in realtà è divenuto in questi mesi molto di più. Sapete che è stato presentato Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale, con tutto quello che riguarda la promozione del nostro Made in Sicily. Partiamo dal marketplace a marchio Io Compro Siciliano, www.iocomprosiciliano.com, e oggi avremo ospiti due aziende. Oggi è una puntata tutta al femminile, sono due aziende, sono due donne, due artiste che credono fortemente nella nostra terra, hanno anche creduto in quello che è il nostro grande portale del Made in Sicily. Infatti troverete queste due aziende all'interno del nostro portale, e soprattutto dico a tutti, continuiamo ad attenzionare chi abbiamo a fianco a noi. Oggi sarà una puntata tutta al femminile, dove verrà fuori questa grande forza legata alle donne. Abbiamo due ospiti, ma sarà proprio un bellissimo caso perché parliamo di arte in entrambi i casi, e abbiamo una Rosalba al quadrato. Sì, abbiamo due Rosalba ospiti in questo live. Partiremo da Palermo per arrivare fino a Segesta. Cominceremo a parlare di un nuovo brand, dal nome è già lì, capite insomma la passione, ed è Pezzicore di Rosalba Gambino, per arrivare ad un'altra Rosalba, e parleremo di ceramiche. Pensate, abbiamo un punto vendita addirittura proprio vicino ai templi di Segesta ed ancora a Calatafimi, un territorio bellissimo. Parleremo di ceramica, che è la ceramica Maior di Rosalba Maiorana. Io ne approfitto per salutare e ringraziare come sempre il nostro regista Paolo Gatto, Marzia Monreale, caporedattrice, e tutto il team di Io Compro Siciliano. Siamo pronte! Signori e signori, oggi con noi Rosalba al quadrato. Ed eccole qua, Grandioso. eccole qua, eccole qua. Allora, Ciao. partiamo dalla presentazione di, abbiamo proprio qui a fianco a me, nel riquadro a fianco a me, abbiamo Rosalba Maiorana, che ha appena salutato. Rosalba Maiorana in questo momento si trova a Calatafimi, un territorio meraviglioso. Oggi parleremo con lei di ceramiche Maior, che trovate all'interno del nostro marketplace. Sentiremo la sua storia, perché noi diciamo sempre che Io Compro Siciliano è un contenitore di belle storie, soprattutto un contenitore di grande passione, di grande amore. Quello poi delle donne, a maggior ragione, ci piace raccontarlo, per arrivare poi alla storia di Rosalba Gambino questa volta, e parliamo anche qua di arte.
con un brand assolutamente nuovo che è Pezzi Core. Parliamo di t-shirt, ma non solo, c'è veramente tutto un mondo legato alla linea, al brand di Rosalba Gambino, che insieme al marito hanno deciso di portare avanti questa figura di questa dama, che è una dama che raccoglie in sé un po' tutte le caratteristiche della Sicilia, i monumenti, i teatri, i prodotti, gli agrumi, insomma sarà veramente ancora una volta una piacevolissima conversazione con il tema della sicilianità. Ma partiamo proprio da Rosalba Majorana. Eccoti qua, Rosalba. Senti, tu sei sicuramente nel tuo bellissimo showroom, nel tuo laboratorio. A noi piacerebbe cominciare dalla tua storia personale. Come nasce il tuo amore per la ceramica? Innanzitutto ciao a tutti e buongiorno. Allora, io sono Rosalba Majorana, come già tu hai detto, e la mia passione per l'arte nasce circa 15 anni fa. Ero appassionata per l'arte in genere, ho sperimentato vari modi di decorare e sono arrivata all'arte della ceramica. Ho fatto un corso di ceramica e da lì a poco 15 anni fa ho aperto il negozio, nasce Ceramiche Major. Nel mio negozio si trovano vari tipi di ceramiche, ma ho dei punti di forza, tra cui la ceramica moderna, che generalmente la ceramica si adatta con il rustico o l'antico o il classico, e io invece ho creato due punti di forza, il minimal e il moderno, che potete vedere alle mie spalle. Un altro punto di forza della mia ceramica è proprio, come ti dicevo poco fa, la ceramica del carretto siciliano. Ho avuto l'onore e il piacere Allora, di Rosalba, conoscere. aspetta, fermiamoci un attimo, fermiamoci, perché mi piace dire una cosa agli amici che sono in ascolto. Allora, Rosalba nasce tutto per passione 15 anni fa. Lei fa questo proprio presa naturalmente da quella che era la sua passione per la creatura artistica, per le varie forme d'arte, e decide di fare di ceramica. Nasce il suo laboratorio. La cosa bella è che, basandosi su quella che è la tradizione, e adesso entreremo anche nella linea legata ai carretti, partendo dalla tradizione c'è stata tutta una scelta che seguiva anche il periodo, cioè nel senso c'è la tradizione e c'è l'innovazione. Parlando proprio di tradizione, tu adesso ci stai raccontando tutto quello che riguarda la linea legata ai carretti, perché tu hai fatto proprio un incontro con un maestro che è Giuseppe Adamo, giusto? E tu nasci questa forte passione per i carretti. Sì. Vai Rosalba. Come hai detto tu, ho avuto il piacere di conoscere questo pittore di carretto sempre di Calatafimi, che mi ha spiegato questo mondo del carretto siciliano, perché è un mondo artistico che bisognerebbe conoscere bene, perché è una cosa che ci appartiene negli anni e che tutti sconosciamo. Grazie alle sue spiegazioni di questo maestro ho potuto sperimentare l'arte del carretto siciliano sulla ceramica, quindi creando un nuovo filone di ceramica, che è quella del carretto siciliano. Fermiamoci qua. Rosalba, fermiamoci un attimo qua, perché mi piacerebbe adesso, tra poco, ritornare da te, dopo aver sentito Rosalba, l'altra Rosalba Gambino, perché poi mi piacerebbe parlare invece di tutto quello che riguarda la linea moderna legata alla ceramica. Quindi tra poco mi torno da te. Ma adesso, signori, andiamo a fare Rosalba Gambino, Pezzi Core. Allora, dovete sapere una cosa, vi racconto un po' una storia. Qualche tempo fa ho avuto modo di intervistare Rosalba Gambino, perché in un periodo di feste
lei esponeva il suo brand, quindi i suoi prodotti, che non sono soltanto poi t-shirt, ma lei raccoglie un po' tanti simboli, adesso insomma ne parlerà, ma ciò che mi conquistò follemente fu questa dama, cioè questa dama impressa su questa maglia che lei indossava, di una grande eleganza, di una grande bellezza, che raccontava nella totalità la nostra bella Sicilia, fatta tra l'altro con grande stile, con grande eleganza, e ne rimasi conquistata. Ed ecco che Rosalba oggi è qui con noi. Rosalba, raccontaci un attimino di come nasce questa meravigliosa avventura insieme a tuo marito Marco, che salutiamo. Ciao Marco. E come nasce Pezzicore? Ok, allora, intanto grazie per la tua presentazione perché come al solito è meravigliosa e hai centrato davvero con le tue parole qual è stata l'intenzione, che è quella di raccontare con passione e amore la nostra terra. Ringrazio anche mio marito perché è stata una delle persone, una delle tante persone che mi ha incoraggiato ed mi è stato veramente vicino credendo in questo progetto. Il progetto nasce, allora io amo l'arte da sempre, ricordo che i miei genitori proprio mi raccontano di tutte le volte che mi trovavano anche proprio da piccola a disegnare la qualsiasi, però questo amore per l'arte è cresciuto col tempo, poi ovviamente ho studiato e col tempo mi sono detta che l'arte può essere anche fonte non solo di guadagno, ma anche proprio di benessere. È la prima cosa che un artista realizza, perché quando tu dipingi, quando tu disegni, quando tu ti esprimi, stai bene, perché è uno dei talenti che abbiamo e quindi va bene così. E Pezzicore nasce 3 anni fa. Pezzicore perché la Sicilia, dentro la Sicilia ci sono veramente tante cose che rimangono dentro il cuore, quindi tanti pezzi di un solo cuore. Chiunque viene in Sicilia rimane scioccato e ammaliato dalla bellezza di questa terra, di ciò che abbiamo, dell'arte, del cibo, delle persone, perché siamo persone piene d'amore e riusciamo ad accogliere veramente chiunque. Sì, queste sono delle dame, le dame che raccontano attraverso i loro outfit e la loro acconciatura la cultura siciliana. Tu allora hai visto Duci, che ti faccio vedere qua in questa tazza, perché ad esempio... Ti la vicino, ok. Guarda, Guardate un po'. guarda. Allora, si intravede, guardate un attimino che carino. Mettila un po' più verso, ok. Sì, ecco Come qua. vedete, nelle acconciature, così come negli abiti, ci sono poi pezzi della nostra tradizione. Dico, non solo pezzi core, ma proprio ci sono pezzi della nostra tradizione. Lei, per esempio, ha Infatti un Duci, décolleté fatto sì, che è una cassata, no? Tutto quello che è il sì, merletto della nostra cassata, così come sì, nell'acconciatura sul capo. Quindi vedete come assolutamente. queste Ma dame raccontano. anche Ecco, sul collo c'è la martorana, che in questo ecco. periodo, insomma. Quindi ogni dama racconta un pezzo di Sicilia. Diciamo che è un po' cartoon, perché voi vedete benissimo che le immagini sono cartoon, quindi in realtà è rivolto anche ai giovani, cosa che vorrei, il mio progetto vuole realmente fare, che è quello di parlare alla generazione nuova della Sicilia in modo nuovo, divertente, simpatico. Io indosso ad esempio Regina Eccola. Cassata e qui lei indossa la cassata siciliana come cappello. Ma poi ci sono tante altre dame, questa ad esempio è Anciova. Guardate, e guardate a questo punto l'acconciatura diventa un piatto di pasta praticamente, no? Guardate un po' Sì, lì, guardate, ecco, guardate. Quindi vedete come la sicilianità viene espressa a tutto tondo e tra l'altro in oggetti che sì. sono eterogenei, perché dalla t-shirt piuttosto che la felpa, piuttosto che la tazza, piuttosto che l'agenda, questo per dire che nella quotidianità
e questo a maggior ragione per sottolineare il nostro senso d'appartenenza nella quotidianità. Anche un semplicissimo oggetto che appartiene al nostro comune, che può essere la tazza che utilizziamo alla mattina, piuttosto che magari l'agenda che teniamo sempre in borsa per segnare i nostri appunti, può essere qualcosa legato alle nostre aziende. Rosalba, io ti fermo un attimo perché do sempre spunti di riflessione dicendo proprio questo. Alle volte acquistiamo degli oggetti, ripeto, di uso comune, ma anche per i cadeau, anche per vestire la nostra casa. Insomma, sono tanti gesti che a volte facciamo senza la consapevolezza di ciò che acquistiamo. Allora, sì, acquistiamo con coscienza. Quando vi dico identità, significa anche questo, perché se acquisti un prodotto che appartiene ad un tuo artigiano, dai forza a quella determinata azienda e sicuramente aiuti l'economia. E quindi quello che vuole essere Io Compro Siciliano è questo. Lo abbiamo anche detto spesso, Io Compro Siciliano non è assolutamente un progetto di chiusura, anzi è un modo per dire a tutte le regioni d'Italia e sulla nostra scia poi sapete che è nato Io Compro Calabrese, è nato Io Compro Veneto, tanti hanno seguito proprio le nostre orme, anzi confrontandosi con noi. Questo per dire, partiamo dai nostri territori, partiamo principalmente dalle aziende che abbiamo vicino a noi, perché solo in questo modo riusciremo a salvare l'economia. Adesso ritorno da Rosalba Majorana. Allora Rosalba, tu stavi litigando col telefono, ma adesso ti spiego. Noi praticamente mettevamo in silenzioso perché c'è un ritorno molto forte dell'audio, per cui quando io intervisto Rosalba mettiamo in muto il suo perché sentiamo il ritorno dell'audio. Ok. Solo per questo. Allora, Rosalba, torniamo alla tua ceramica. Noi abbiamo parlato della tradizione legata alla ceramica, abbiamo parlato di quelli che sono oggetti che appartengono alla tradizione, abbiamo parlato dei carretti, proprio vista la tua esperienza fatta con il maestro Giuseppe Adamo, ma adesso mi piacerebbe anche parlare della linea moderna. Scusa se ti interrompo, riguardo alla linea del carretto siciliano, cioè oltre ad aver appreso la tecnica della ceramica, ho potuto imparare a dipingere realmente il carretto siciliano. Quindi oltre a farlo su ceramica, sì, dipingo proprio anche il carretto siciliano, ci tenevo anche a dirlo questo. Invece e noi siamo contenti che tu abbia siciliano, anche questa è una bella sì, perché è molto importante. E ti stavo dicendo, l'opposto del carretto siciliano, come ti dicevo, alle mie spalle potete sbirciare un poco la ceramica moderna, che è un'esplosione di colori ben cromatizzati, ben organizzati, dove da questa esplosione di colori spunta un sole, il sole che fa parte della nostra bella Sicilia e che ci contraddistingue tutto ciò. Questa ceramica si abbina benissimo al moderno, a queste ambientazioni che oggi moderne si usano tanto e che per chi vuol dare un tocco di colore può abbinare benissimo la nostra bella ceramica. Senti Rosalba, ma tu mi dicevi anche che hai utilizzato delle cose molto particolari, che per esempio l'oro su ceramica, piuttosto che è veramente una cosa, penso sia anche molto difficile come tecnica, ma oltretutto ne dà ragione un corpo valore. Sì, come ti dicevo, ho sperimentato pure di applicare su ceramica le pietre preziose e anche l'oro, facendo più che altro le cose sacre, quindi le acquasantiere e tutto quello che c'è di sacro, quindi applicando sia l'oro che il corallo o le perle.
che quindi vengono fuori dei gioielli, più che altro. Meraviglia. Certo, meraviglioso. Allora, io fermo entrambe le Rosalba, che come vedete sono veramente vulcani di grande passione. E avere donne così imprenditrici, vedete come ancora di più ci fa sperare in un'economia che sia forte e salda, perché a maggior ragione quando vediamo delle donne così forti e motivate, questo ci dà ancora più forza. Mi piacerebbe leggere però, come sempre, i messaggi da parte dei nostri amici che stanno scrivendo sui nostri video party, ma anche nella nostra diretta di oggi. C'è Mauro Todaro con il suo cuoricino giallo, un saluto speciale a Mauro. Mai mollare, esatto Mauro, mai mollare. Tra l'altro Mauro è il grande ambasciatore del sorriso, voi conoscete Gogol, l'omino tutto giallo, consegnato a grandissime personalità, a coloro che si distinguono nel sociale, nell'economia, insomma veramente un simbolo molto importante. Gogol è stato consegnato persino al Papa e Mauro è in collegamento, è stato anche nostro ospite. Un grande bacio a te Mauro. C'è Mia Amore, manda tante faccine con i cuoricini, ciao Mia. C'è Fabio Mambo Chef, ciao chef. Fabio è uno chef con una sua linea dedicata ai dolci e quindi a proposito di dolcezza, buongiorno a tutti, ciao Fabio, grazie per essere con noi. Il nostro Mariano Carbonetti, e qui mi soffermo un attimino. Lo chef Mariano Carbonetti fa parte del team di Io Compro Siciliano, una grande eccellenza. Mariano è uno chef e un insegnante tra l'altro di antropologia legata alla storia dei nostri piatti. Noi siamo veramente tanto felici ed orgogliosi di averlo con noi. Buongiorno Katiuska, a tutto il team di Io Compro Siciliano. Ogni giorno talenti artistici tra i tuoi ospiti. Ah, dimenticavo, oggi alle 17 tutti a vedere la partita sul 13, su PRM e speriamo che la luce che porta la nostra Katiuska possa far volare le nostre aquile rosa-nero. Forza Palermo! Ciao Mariano, sì, beh, Mariano dice così perché oggi pomeriggio sarò ospite proprio a TRM per naturalmente dire forza Palermo, ma soprattutto per dire forza ai siciliani tutti. Quindi seguiteci anche questo pomeriggio su TRM in diretta. Abbiamo Amalia Lopinto, buongiorno a tutti, ciao Amalia. Debbie Cutrona, anche lei manda delle faccine con i cuoricini. Il nostro carissimo amico, il faraone Palermo, dice buongiorno carissima amica Catiuscuzza e alle due Rosalba di grande passione per la nostra amatissima terra, oltre alla loro bravura. Viva sempre le donne. Un bacio a te, grazie. C'è Marzia Monreale, la nostra caporedattrice, che dice quanta grinta, quanta passione, quanta creatività in questa splendida puntata, tutta al femminile. Un caro saluto a te, Katiuska, e alle nostre grandi ospiti. Un bacio a te, Marzia, e sempre grazie. C'è Fausta Intravaglia, la nostra attrice, che segue sempre i nostri live, dice buongiorno a tutti voi. Katiuska, sei il sole di Io Compro Siciliano, avanti tutta, siete grandi. Fantastiche le due ospiti e la loro sicilianità. Un bacio a te Fausta e sempre grazie. Bene, abbiamo parlato anche, dicevo, con Rosalba Majorana di tutto quello che riguarda la linea moderna, quindi come abbinare la tradizione ma dare anche un tocco di originalità. Ma ritorniamo adesso ai pezzi di core di Rosalba Gambino. Rosalba, beh, tu hai come fonte di ispirazione tutti gli elementi, ci hai fatto vedere un po' la tua dama vestita di cassata piuttosto che di martorana, ma poi tu hai una linea bellissima anche dedicata ai monumenti, ci sono le dame con i monumenti. Volevo farti vedere Cefalù. Sì, lei. eccola qua, guardate, vieni più, ok, guardate un po', che meraviglia, con il suo Duomo, guardate. E il logo. Ecco qui, meraviglioso. Quello sì, è il logo comunale. E poi abbiamo anche e poi ci Aquila, sono... che è la nostra Palermo. Eccola qui, vediamo, vieni qua, vieni, ed ecco, guardate un po', c'è tutto. C'è il Teatro Politeama, c'è San Giovanni degli Eremiti, San Giovanni degli Eremiti.
e porta nuova. E poi Guardate, al collo il ha segno come collana. Sì, della nostra sì, Aquila, la città. sì, Senti, sì, sì. senti Rosalba, tu in realtà con Pezzicore dichiari apertamente, vabbè, il tuo amore per la Sicilia tutta, ma tra l'altro il Assolutamente. tuo amore naturalmente per tutte le forme artistiche, perché la tua pittura va realmente un po' come Rosalba, perché anche lei poi tutto nasce da questa passione per la pittura e l'arte. Sì. Senti, noi naturalmente troviamo l'azienda Pezzicore e anche Ceramiche Maior all'interno del portale di Io Compro Siciliano, che è www.iocomprosiciliano.com. Visitate il nostro portale perché troverete veramente tante eccellenze siciliane, troverete oltre 50 aziende, 2000 articoli, sarà un piacevolissimo viaggiare e soprattutto sostenere le nostre belle aziende siciliane. Siamo proprio alle ultime battute. Rosalba, Sì. quanto è importante creare rete, quanto è importante le sinergie, quanto è importante creare collaborazioni, cosa ha Parli rappresentato per... lo salva Sì, io? Lo salva io? Rosalba Gambino. Gambi. Allora, per me è importantissimo, anche perché impariamo l'uno dall'altro intanto e ci sosteniamo. Rete vuol dire forza, è assoluto, cioè questo è fondamentale in una famiglia, è fondamentale in una città, è fondamentale in una regione, è fondamentale in in un insieme di persone, bisogna assolutamente fare forza sull'unità e apprezzarsi l'uno con l'altro è importantissimo. Qui non c'è chi va avanti, chi va indietro, ma secondo me dobbiamo parlare della Sicilia insieme, tutti assieme, secondo ognuno il proprio linguaggio, il proprio modo di fare, ma è giusto farlo insieme. E per questo ti Insieme, insieme. ringrazio. Sì. Insieme è una parola chiave che noi utilizziamo spesso perché io apro ogni giorno il nostro appuntamento proprio dicendo questo, insieme, insieme ai 260.000 amici, perché mi piace sin dal primo giorno, mi è piaciuto dire insieme a tutti gli amici, perché così è, perché così questo bellissimo gruppo sta dimostrando di essere veramente una grande forza insieme. Torno un attimo da Rosalba Sì. Maiorana. Senti Rosalba, tu hai una tua pagina, hai un tuo punto, un sito, vogliamo dare qualche riferimento? Sì, ceramichemaior@libero.it. Come dicevi poco fa, Rosalba Gambino, effettivamente la collaborazione ehm, tra tante persone non può portare solo che bene a tutta la collettività, a livello lavorativo per migliorarsi e per andare avanti, soprattutto in un periodo come questo di grande difficoltà, lo stare assieme, la cooperazione può far solo del bene a tutti. Sì, E noi vi ringraziamo assolutamente. per questa testimonianza, siamo molto felici di aver presentato due delle facce, non delle aziende, ma delle facce che troverete all'interno del nostro portale, perché diciamo sempre che dietro ogni oggetto, dietro un'azienda, dietro un prodotto che acquistate, c'è la faccia di un imprenditore. E quindi quando acquistate, e diciamo noi sempre acquistate con consapevolezza, acquistate con convinzione, sapete che dietro quel prodotto troverete una faccia. E beh, io direi che abbiamo realmente delle belle facce qui oggi. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Diciamo ai nostri amici fate acquisti perché sarà bello acquistare una bella ceramica, ceramica Maior, così come sarà bello acquistare un bellissimo pezzicore, una t-shirt oppure un oggetto di quotidiano uso che porterà sicuramente allegria, tradizione a casa vostra. Vi ringraziamo per essere stati con noi.
Noi vi diamo appuntamento a domani, naturalmente, alle 12 puntuali sui nostri canali social. Vi ricordo che domani è giovedì, quindi la nostra consueta rubrica del Chiedimi Pure al giovedì a cura di Davide Morici, uno dei fondatori di Io Compro Siciliano. In genere parliamo di arte, artisti, tradizione, eventi, accoglienza, quindi mi raccomando, vi aspetto domani, ma non possiamo chiudere questo appuntamento se non nel nostro consueto modo. Gentilissimi ospiti, per favore potreste venire avanti? Vicine, vicine. Vicine, vicine. Adesso dovreste ripetere con me. Io compro siciliano. Ti piace? Grazie per essere state con noi. Grazie. Grazie a te, ciao. Maiora Grazie Tette. mille. Al mio regista Grazie. Paolo Gatto.